Ornella Venica della Venica e Venica per parlare di sostenibilità ambientale. Oggi il tema è proprio di biosostenibilità. Sostenibilità è l'accezione, forse immediatamente andiamo tutti al mondo agricolo, al mondo rurale, perché la sostenibilità nasce dal nostro ambiente, dalla nostra terra e dalla fruizione del nostro ambiente. Parlare di sostenibilità ambientale ha però portato a un processo di consapevolezza, di presa di consapevolezza di che cosa si voleva dire come sostenibilità ambientale e come un'azienda vitivinicola potesse poi parlare di attenzione alla fruizione dell'ambiente attraverso la sostenibilità. Noi siamo partiti come Venica e Venica ad Olegna del Coglio nel 2011 con la misura della sostenibilità, con un progetto voluto dal Ministero dell'Ambiente che si chiama VIVA, valutazione dell'impatto che un'azienda vitivinicola ha sull'ambiente, e la misura comporta poi degli studi e dei dati molto tecnici, parlare di carbon footprint, quindi emissione di gas serra, di water footprint, quindi consumo dell'acqua, e parlare di biodiversità del suolo, parlare poi dell'attenzione nell'ambito sociale, vuol dire affrontare dei tecnicismi che non si possono sempre trasmettere in maniera molto semplice, perché sono addirittura degli studi fatti e delle misure fatte da ingegneri. Quindi volevo rendere più facile questo processo di interiorizzazione di che cos'era la sostenibilità ambientale, e l'ho fatto con maniere semplici, attraverso un bilancio di sostenibilità. Potrete dire come? In maniera semplice, bilancio di sostenibilità. Eppure attraverso il bilancio di sostenibilità si può trovare anche una forma un po' più discorsiva, si può entrare nell'ambito di ogni singolo punto, parlare di sostenibilità appunto della biodiversità del suolo, come rigenerare la sostenibilità di questo suolo attraverso le semine dei sovesci, si può parlare di attenzione proprio alla longevità della vite e quindi entrare nell'ambito dei sistemi di potatura. Possiamo parlare di rigenerazione dal punto di vista dell'energia, e quindi parliamo di pannelli fotovoltaici o di accumulatori e così via. Quindi è stato molto facile a parlare attraverso un bilancio di sostenibilità a tutto quello che è il mondo della sostenibilità che viene vissuto giorno dopo giorno all'interno di un'azienda agricola vitivinicola. E poi il lato sociale è ancora più bello da affrontare, inserimento di figure fragili, pari opportunità a tutte le persone che vivono all'interno, quindi parità di genere e quant'altro. Oggi parlerò di questi temi, ma in maniera molto semplice, dando dei messaggi attraverso pillole. Questa è la biodiversità e questa è la sostenibilità ambientale che si vive in Casa Venica ogni giorno.